Pronti, partenza, via. Queste che sono diventate ormai le parole chiave di questa terza edizione di Sicilia Game. Chi è che mi ha fermato? Di questa terza edizione di Sicilia Game Expo. Sicilia Magazine oggi vi porta a giocare in questi spazi straordinari, più di 10.000 metri quadrati dedicati al gioco e al game a 360 gradi. Un attimo che vi facciamo entrare pian piano. Gaetano Puleo, l'emozione che hai provato quando hai tagliato il nastro? Allora, quando ho tagliato il nastro mi sono messo a piangere, te lo dico con molta sincerità. E io più di due grandi organizzatori direi due folli organizzatori, perché abbiamo fatto una follia, abbiamo fatto una scommessa con noi stessi, abbiamo portato l'edizione del 2025 da 2-3 mila metri quadrati a più di 10.000 metri quadrati. È un'emozione stupenda vedere così tanta gente che ci sta apprezzando e che si sta divertendo, perché il nostro obiettivo è quello di far divertire le persone. Spazi grandi che danno l'opportunità a tante persone di poter venire qui e poter godere di tutto questo. Più di 10.000 metri quadri. Ma grazie anche a tutte le associazioni che sono presenti al Sicilia Game Expo, perché non è solo fumetto, non è solo gioco, non è un lavoro che abbiamo fatto solo io e Gaetano, ma è un lavoro che ci stanno dietro almeno 500 persone. E guardate che cosa c'è, la reazione del pubblico, si stanno divertendo ed è questo lo scopo nostro, far divertire le persone. E quindi lo diciamo insieme, pronti, partenza, Via! Star Wars, un mito intramontabile. Io sono pronto per partire. Lei non è autorizzato. Questa non me l'aspettavo. Un piacere a tutti quanti, grazie innanzitutto per l'invito a Sicilia Game Expo, che è veramente un bellissimo evento, una bellissima struttura e sono contentissimo di essere stato invitato. Tu hai risvegliato un mito degli anni 70, Goldrake. Parlaci di Goldrake. そうですね、はい、ゴールドラックはもうとても偉大なアニメですので、 È molto contento di poter aver avuto l'occasione di occuparsi di una produzione così importante. È bello vedere oggi che ci sono tante famiglie con i bambini, perché per loro è un'esperienza. Già, sì, una novità e poi tante cose diverse che per tutte le età, quindi anche lei si è divertita con le principesse, loro amanti dei Pokémon, quindi molto carino, divertente.